In aula, Franco Battagia ha ascoltato la requisitoria del pubblico ministero, chiesti 21 anni e 6 mesi per l'80enne imprenditore accusato di aver ucciso Anica Panfile. La donna scomparve nel nulla il 18 maggio 2023 e fu trovata morta lungo il Piave a Spresiano 3 giorni dopo da un pescatore. Il procuratore della Repubblica Marco Martani e il sostituto Maria Giulia Rizzo, che insieme rappresentano la pubblica accusa, hanno ripercorso tutte le tappe dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Battagia. Secondo la procura non ci sono dubbi, lui ha ucciso la mamma 32enne romena. Un delitto di impeto provocato dalla cocaina che entrambi avevano assunto quel pomeriggio. Dopo l'omicidio, l'imputato l'avrebbe avvolta in un tappeto e con l'aiuto di una panca da esercizi ginnici avrebbe caricato il corpo dentro un furgone pick-up prima di scaricarla nel canale della Vittoria. Sono state concesse le attenuanti generiche, ma gli è stata contestata la recidiva. Era già stato condannato per l'omicidio volontario di un nomade. Un episodio di tantissimi anni fa che nulla c'entra con quello che è una situazione come quella di oggi, è un precedente penale, quindi l'hanno valorizzato in senso negativo e a mio giudizio quello è stato uno degli elementi che ha pesato molto nell'indirizzare univocamente le indagini da parte degli inquirenti nella fase iniziale, cosa che ha a mio giudizio pregiudicato l'esito o la possibilità di verificare ipotesi alternative che erano presenti già all'inizio delle indagini e che non sono state percorse. Illegale anche consegnato delle dichiarazioni spontanee di Battagia. Sostanzialmente delle dichiarazioni spontanee in cui lui ha giustificato la sua presenza in località Palazzon, che è dove gli inquirenti ritengono che è la zona dove sia stato gettato il cadavere. Quindi lui ha ammesso sostanzialmente di essere passato di là. Sì, come tante altre volte, come abbiamo dimostrato tecnicamente nel corso dell'istruttoria, lui era una zona che frequentava. Le parti civili, l'avvocato Giulia Serafini, per i 3 figli che Anica ha avuto nel corso di un precedente matrimonio, ha chiesto circa 2 milioni come risarcimento dei danni. Marcello Stellin, che rappresenta la più piccola, che si trova ora in stato di affidamento, ha chiesto circa 800 mila euro. La difesa di Battagia, affidata all'avvocato Fabio Crea, discuterà invece nella prossima udienza fissata per il 4 giugno.